Buongiorno, bentornati, siamo in diretta, siamo in edizione straordinaria per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Come sapete, questa fase della nostra diretta in edizione straordinaria è dedicata soprattutto all'approfondimento delle notizie che abbiamo dato finora, quindi avremo interviste naturalmente da casa con i nostri ospiti che andremo a intervistare via Skype. La tecnologia ci viene in aiuto in un periodo in cui, per scelta proprio nostra di Rete Veneta, di non avere ospiti qui in studio per esigenze sanitarie, per la sicurezza di tutti noi e delle persone che potrebbero venire qui a parlare, li chiamiamo, andiamo direttamente a casa loro. In questo caso stiamo contattando al suo indirizzo Skype l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, perché c'è in corso una polemica a distanza tra il Veneto e il governo per le scelte e soprattutto la comunicazione da parte del ministro dell'istruzione. L'assessore Donazzan ha attaccato molto duramente le scelte del ministro. Si parla della decisione di dire che le scuole sono praticamente finite, che pare che si vada a tutti promossi. Adesso ne parliamo direttamente con l'assessore, vediamo se non ci risponde, andremo avanti, la ricontatteremo fra qualche minuto. Nel frattempo che noi cerchiamo di contattare, eccola qui, la vediamo, ci ha risposto, scusate, noi facciamo tutto espresso e quindi è tutto assolutamente in diretta, la tecnologia, dicevamo, ci viene in aiuto, però non sempre funziona tutto a dovere. Nel frattempo che l'assessore si mette in contatto con noi, vi ricordiamo, finora abbiamo visto la conferenza stampa del governatore del Veneto Luca Zaia che ha fatto il punto della situazione, ha fornito i dati, ha approfondito anche quelli che sono i temi del giorno assieme all'assessore Manuela Lanzarin. Adesso però ritorniamo al nostro ospite fuori studio, l'assessore Elena Donazzan. Assessore, grazie per essere con noi anche oggi. Siamo ancora una volta ad approfondire i temi che dal Veneto vanno verso Roma e viceversa, perché il ministro Lucia Azzolina si è mosso in un modo che secondo lei, secondo quanto ha dichiarato lei questa mattina anche all'agenzia di stampa, non è del tutto positivo. Guardi, intanto buongiorno a voi, al vostro lavoro, quello che fate, a tutti i telespettatori. Il ministro Azzolina è il ministro più assente dalla scena nazionale tra coloro che invece dovrebbero dire qualcosa. Perché ricordiamoci che accanto al grande stravolgimento della vita che ci ha portato questo virus maledetto, c'è anche un dovere di riorganizzare da parte delle istituzioni dei servizi primari. Su tutti, accanto alla sanità, dobbiamo mettere la scuola. È stata la prima ad essere chiusa. Ricordiamo che per tutelare i nostri studenti, i nostri bambini, per evitare gli spostamenti di massa, perché le scuole superiori sono e si muovono i ragazzi su autobus molto, molto vicini, era difficile, impossibile pensare alle distanze sociali in quel caso. Ebbene, la scuola ormai è ferma da oltre un mese. Il ministro non ha mai incontrato gli assessori regionali. Proprio ieri in commissione, che è la commissione della conferenza Stato-Regioni, voi sapete che una parte di materie sono concorrenti con lo Stato, tra queste l'istruzione. Tutte le regioni, quindi non solo il Veneto, non solo io che da tempo, insomma, noi chiediamo in particolare nella scuola l'autonomia, abbiamo posto l'accento su una gestione intanto molto unidirezionale da parte del ministro, senza alcun confronto con le regioni che hanno invece parte di competenze della Costituzione, ma poi per quanto mi riguarda messaggi molto diseducativi che sono stati dati. Ci fa qualche esempio di messaggi diseducativi, Assessore? Guardi, io credo che dire ai primissimi giorni di aprile che la scuola verosimilmente non riprenderà e che saranno tutti promossi, significa vanificare il grandissimo lavoro che i docenti, con uno sforzo immane, stanno facendo nei confronti dei ragazzi. Perché ricordiamoci che mentre il mondo ha dovuto cambiare le abitudini, la scuola ha dovuto fare i conti anche con situazioni molto difficili, bambini piccoli da dover gestire in un modo, i più grandi
scuole medie, scuole superiori in particolare, con una didattica a distanza che ha impegnato famiglie, docenti. Ebbene, il ministro se ne esce dicendo tutto quello che state facendo, tutto sommato, non serve assolutamente a nulla. Quindi è diseducativo nei confronti dei ragazzi, a cui abbiamo chiesto un impegno quotidiano. Io ho fatto pubblicamente appello ringraziando le famiglie e i docenti, perché alzarsi la mattina, mettersi in ordine, affrontare la giornata anche con lo studio, facendo i compiti, studiando, guardate che non è un dettaglio e non è neanche legato alla buona volontà, è un impegno come si impegnano i medici ad andare a lavorare nonostante il disastro che c'è, come si impegnano coloro che devono stare a casa perché ci si devono comportare in un certo modo, e agli studenti abbiamo chiesto di continuare ad impegnarsi. E poi arrivò il ministro che bello e bello dice ai primi di aprile va là, non serve a nulla, ci vediamo a settembre. Anche no. Anche perché ci mettiamo nei panni magari di qualche studente, e immagino siano la maggior parte qui in Veneto, che tengono molto ai risultati sia dal punto di vista del voto che dal punto di vista proprio della risposta a un impegno forte scolastico, di studio. Quindi sapere che c'è una sorta di sei politico come qualche decina d'anni fa, insomma, potrebbe scontentare qualcuno e soprattutto far pensare a qualcuno, ma sì, tanto a questo punto ne riparliamo l'anno prossimo e scado anch'io nella mediocrità. Guardi Caravello, è il messaggio che è esattamente l'opposto di quello che si deve dare ad una comunità scolastica, è il disimpegno, è il non importa, tanto si recupererà l'anno prossimo, è a voi non chiediamo di fare il vostro dovere come viene chiesto a tutti i cittadini italiani, perché tanto ci pensa il ministro a farvi promossi tutti, che trovo la cosa alquanto incredibile. Semmai io avrei detto è ancora presto per dire se si torna o non si torna, continuate ad impegnarvi perché vi valuteremo, ringrazio i docenti per quello che fanno, saranno loro con il collegio docenti a decidere se un ragazzo deve o non deve essere promosso. Si deve immaginare che soprattutto per i ragazzi che devono fare un cambio di ordine, di grado scolastico, penso alle terze medie e sulle scuole superiori, o le scuole superiori, peggio ancora, verso l'università o verso gli ITS o verso il mondo del lavoro. Noi non possiamo pensare di dire a settembre voi per esempio siete da un'altra parte, non importa, le lacune che avete, ma è un problema del coronavirus. Nella vita direte avrete sempre un alibi, questo è il messaggio che sta dietro. Non serve conoscere quella cosa lì, perché io potrò sempre dire ma io sono di quell'epoca che ci ha avuto il Covid. Sbagliatissimo, ecco, questo io sto dicendo. E devo dire che se avessimo avuto, in questo caso lo dico veramente con grande convinzione, l'autonomia, avremmo fatto come stiamo facendo per le scuole della formazione professionale. Ragazzi che fanno ben oltre le 2 ore o le 3 ore, ma riescono a fare anche 5 ore, guardate che è molto difficile. Fanno anche i laboratori di meccanica, di restauro, i laboratori tecnici, li fanno con una distanza, con una modalità a distanza che io quando ho visto ho ritenuto di dover ringraziare particolarmente questi insegnanti perché hanno fatto un lavoro incredibile. Anche perché, Assessore, qui magari le faccio quello che può essere un paradosso, visto che la scuola sta preparando chi prenderà in mano questo Veneto fra qualche anno, e i dirigenti di domani, i cittadini di domani, magari se ai cittadini di domani mancasse quel pezzettino che è proprio questo semestre bianco, insomma, potrebbe arrivare una generazione che magari ha uno sguardo diverso sulla quotidianità, sulla vita e sul futuro. Guardi, lei ha toccato un nervo, ho scoperto che ci porta, lei prima ha fatto un piccolo accenno, io credo che sia proprio la grande malattia che il 68 ha diffuso, per tornare a dei virus. Quello è stato un virus. È stato il virus del disimpegno, del sei politico, dell'andiamo avanti tutti. Signori, abbiamo avuto una classe dirigente nazionale, figlia di quella storia, che è terrificante. Abbiamo avuto veramente generazioni di fallimenti, di tutti i tipi, ma se da qualche parte fanno pochi danni, ma se dovessimo trovarli nei medici di domani, se dovessimo trovarli in qualche ingegnere importante che magari è riuscito a passare qualche esame, ma si porta dietro questo atteggiamento,
io credo che non sia assolutamente un messaggio da dare e anzi va corretto e immediatamente. Ecco perché mi sono scagliata con grande forza contro questo laissez-faire che non mi piace. I Veneti hanno dimostrato anche ieri, sono usciti questi dati del grande rispetto che la nostra gente ha nei confronti delle indicazioni che vengono date. A maggiore ragione, guardate che in queste ore io ho ricevuto tante sollecitazioni da genitori in particolare che mi dicono: non permetta che mio figlio non abbia il diritto allo studio che la Costituzione mi chiede. E quindi su questo, ancora una volta, credo che il Veneto farà scuola. Assessore, le chiediamo quindi, a noi piace far fare degli appelli, anche perché sappiamo insomma, che siete molto incisivi, molto più di quello che possiamo essere noi. Un appello, in poche parole, a questi ragazzi che si ritrovano con questa prospettiva scolastica. Di studiare, faccio appello ad alzarsi la mattina e fare in modo che le regole non siano solo l'imposizione che, non so, il suono di un campanello o un docente o la mamma o il papà, è un'autodisciplina. Ci sono dei testi bellissimi che parlano di questo, di grandi personaggi che si sono dotati di un'autodisciplina formidabile e questo li ha fatti poi riscattare nella vita. Allora ai ragazzi gli dico, cogliamo l'occasione di far vedere che ci alziamo, che ci mettiamo in ordine anche fisicamente, che facciamo anche un po' di ginnastica perché in casa ormai si può fare tutto. Studiamo tanto perché un domani nessuno vi giustificherà perché ci sarà stato il Covid. Bene, questo pezzetto poi lo prendiamo, lo tagliamo e lo usiamo nei nostri social, nei nostri telegiornali come appello da parte dell'assessore all'istruzione della Regione Veneto, Elena Donazzana, alla quale prima di lasciarla lavorare, è sabato ma ormai sono sparite le feste comandate, è sparito tutto con questo coronavirus. Un piccolo focus su quello che è la situazione del lavoro, parlavamo delle casse integrazioni. Guardi, proprio una mezz'oretta fa mi è arrivato l'ultimo aggiornamento e quindi sono oltre 31.000 i lavoratori per i quali è già stata richiesta la cassa integrazione in deroga e sono 11.000 le imprese. Vedete che sta prendendo una forma enorme, impressionante per certi aspetti. E la preoccupazione è quella delle risorse, perché abbiamo bisogno di risorse e subito. Io proprio ieri nella commissione della conferenza Stato-Regioni noi trattiamo lì di istruzione, formazione e lavoro, è la 9ª commissione della conferenza Stato-Regioni. Abbiamo detto che vogliamo un incontro con il ministro, anche di domenica, ha fatto bene lei a ricordare che non ci sono giorni purtroppo comandati dal Signore, nemmeno in questo tempo, anzi ci deve vedere ancora più impegnati. La mia preoccupazione è che non bastino le risorse e che i veneti che stanno soffrendo da più tempo, perché noi è da più settimane che siamo bloccati con le nostre attività, poi scontino anche il prezzo più alto e dall'altra io sto cercando di ragionare di come poter ripartire in sicurezza, perché la sicurezza nelle nostre imprese è maggiore di quella che si pensi, anzi i dati degli Spisal che mi sono stati restituiti proprio delle settimane antecedenti la chiusura dicono di imprenditori che avevano già sanificato, di mascherine con un'enorme difficoltà perché non c'è una filiera italiana e stiamo ingrassando turchi, purtroppo cinesi, perché questo materiale arriva da lì e quindi paradossalmente noi stiamo pagando chi ci ha messo nelle condizioni di questo tipo di emergenza, però noi dobbiamo riprendere a lavorare al più presto possibile. Il più presto possibile, naturalmente in sicurezza, una volta che sarà passato tutto questo. Ringraziamo ancora una volta l'assessore Elena Donazzan per essere stata con noi, come sempre incisiva, come sempre notizie fresche dal suo osservatorio privilegiato. Grazie Assessore. Grazie a voi per tutto il lavoro che fate, perché questa è informazione credibile. Questo è l'appello ultimo che posso fare. Non seguite i social, vi prego. Seguite chi ci mette una faccia e ha una professionalità. Garavello, se dice una cosa, la deve dimostrare e certificare. Le notizie che girano per quelle reti lì, no, quasi mai. Per favore, ascoltate solo informazioni certificate. Grazie Assessore, grazie anche per questo ultimo appello. Ritorniamo in studio, ringraziamo l'assessore Donazzan. Avete sentito novità importanti anche dal mondo del lavoro, perché ci sono
delle dinamiche che vanno avanti, che proseguono. A proposito del mondo del lavoro, chiedo alla regia, abbiamo Fabio Verin in regia che ci permette di portare avanti queste dirette in modo sempre puntuale, di farci vedere il servizio che ha preparato la nostra redazione di Padova sull'arrivo della banda larga AVO, che ricordiamo è quel comune della provincia di Padova che è stato per primo chiuso per l'emergenza coronavirus, unica zona rossa del Veneto nell'inizio, in cui le zone rosse erano soprattutto in Lombardia. Adesso dovrebbe arrivare la banda larga proprio per dare più spunto anche all'economia di quella zona. AVO parte la banda ultralarga e questo è un fatto assolutamente positivo, soprattutto per un territorio, per un comune che ha pagato un prezzo altissimo. Questo però non deve far dimenticare che in tutto il resto del Veneto siamo tremendamente in ritardo. Il 2020 doveva essere l'anno di chiusura per dare a tutti la banda ultralarga. Così non è. Ed è davvero un'opportunità persa, perché mai come in questo momento avremmo avuto bisogno di infrastrutturazione digitale nel nostro territorio. Tutti noi stiamo dialogando l'uno nei confronti dell'altro attraverso i social, attraverso i computer, attraverso l'infrastruttura digitale. Ecco, molti non lo possono fare perché chi avrebbe dovuto fare quest'opera non l'ha ancora terminata. E l'appello al governo che si arrivi quanto prima a una soluzione di questo problema è davvero forte. È inaccettabile che per motivi che non dipendono dal territorio ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B. Cittadini di Serie A e cittadini di Serie B che possono essere dovuti, che la loro situazione può essere dovuta anche alle infrastrutture digitali. Abbiamo sentito qual è il problema, abbiamo sentito quale potrebbe essere la soluzione e noi avevamo un appuntamento adesso via Skype sempre con il sindaco di Montegrotto, Riccardo Mortandello, che ha deciso di fare un'azione molto forte, ovvero di introitare le multe ai furbetti, a quelle persone che magari sbadatamente si fanno trovare in giro a spasso quando non dovrebbero, e di utilizzare quelle multe per dare una mano ai suoi cittadini che sono in difficoltà, quindi bollette da pagare, magari gli affitti, magari quelle piccole incombenze quotidiane che le famiglie in questo periodo fanno fatica a coprire. Abbiamo Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto, in diretta qui con noi da casa sua naturalmente, o dal municipio, non lo sappiamo, perché in questo momento ricordiamo tutti i nostri ospiti sono ospiti virtuali, ma la loro voce vi arriva forte e chiara e i concetti vi arrivano altrettanto forti e chiari. Sindaco, grazie per essere qui con noi. Grazie Ferdinando, buongiorno a tutti. Al momento sono a casa, ma tra un poco saremo operativi sul territorio con la protezione civile. Prego, ci racconti. Ho sentito un po' un'anticipazione di quello che noi abbiamo pensato possa essere un gesto, un'azione corretta, perché effettivamente nel nostro controllo sono stati fatti quasi 200 controlli in questo periodo. E di questi 200 controlli alcune persone sono state sanzionate. Ovviamente i giornali ironicamente hanno parlato di furbetti. Diciamo che tante persone invece in maniera ingenua hanno interpretato in maniera un po' troppo larga il decreto, che dà delle restrizioni che sono importanti non tanto perché costringono le persone a stare a casa, ma perché puntano a fermare l'epidemia del virus. Quindi queste persone, anche riconoscendo il loro errore, ossia che sono uscite in maniera impropria perché non avevano condizioni di esigenze, a queste persone è stato fatto un verbale ed è stata data una sanzione che in molti casi aiuta a percepire e a capire il senso del decreto in maniera molto più immediata, perché va a toccare il portafoglio. Da qui è nata l'idea, appunto, nell'incertezza della normativa, che non si riesce bene a capire queste risorse se vadano allo Stato, se vadano alle regioni o se restino all'ente accertatore. Noi abbiamo deciso come amministrazione comunale di dedicare queste risorse ad un fondo che poi andrà in soccorso alle necessità delle famiglie più bisognose. Penso alle rette degli asili privati, che alcune famiglie sono costrette a pagare delle piccole quote
penso alle bollette, penso a una parte degli affitti. Ovviamente questo sicuramente non basterà a coprire l'esigenza che ci sarà di aiuto, però diciamo un segnale per dire a questi cittadini che le loro risorse non vanno sprecate magari in progetti che non servono a nulla, ma tornano nel circuito dell'economia a vantaggio delle famiglie. Ovviamente questo ragionamento è stato fatto precedentemente al decreto del Presidente della Regione Zaia di ieri, che tra le righe dice: se col decreto della Regione vengono elevate delle sanzioni, queste risorse devono essere versate a questo IBAN, che è un IBAN della Regione. Ovviamente noi vogliamo utilizzarle per i nostri cittadini, adesso capiremo come fare in modo che questo sia possibile, anche perché un conto è il decreto regionale, un conto è il decreto del governo, sono due ambiti distinti e anche qui purtroppo verifichiamo che c'è uno scollamento tra regioni e governo centrale, dove poi le questioni di sostanza come questi introiti, che nel nostro piccolo raggiungono quasi 13.000 euro, quindi non oso pensare in comuni ben più grandi, noi siamo un comune di 11.500 abitanti, penso nei comuni da 20, 30, 40, 50.000 abitanti sono risorse veramente cospicue. Ecco, sarebbe bene che queste risorse restassero nei territori, anche perché poi l'ente accertatore, il comune, agisce tramite la polizia locale, quindi attraverso un proprio lavoro, non c'è una polizia regionale o nazionale che va a incidere. Ovviamente questo per quanto riguarda la polizia locale, perché poi credo che alcune sanzioni le abbiano elevate anche i carabinieri. Quindi utilizzare queste risorse affinché restino nel territorio, affinché vadano a persone che hanno bisogno adesso, ma che sono convinto avranno bisogno anche nei prossimi tempi. Ecco, Sindaco, due domande, due punti di vista diversi. Da una parte continua il flusso di persone che, allora, non le definiamo furbetti, rispettiamo tutti, ci mettiamo la fiducia nei confronti della buona fede di tutti, non chiamiamoli furbetti, chiamiamoli sbadati. Ci sono ancora tanti sbadati in giro, ci sono ancora tante persone che superano queste regole per, che so, fare la passeggiata, la spesa, il cane, le cose che si potrebbero fare ma che vengono tirate ben oltre i limiti? Ma stamattina girando con il camioncino della Protezione Civile per lanciare il messaggio abbiamo veramente trovato una città in ordine. Ho ringraziato pubblicamente i cittadini per il senso di responsabilità. Unica sbavatura, una mamma con dei bambini che è andata in un parco giochi vicino a casa, che è stata richiamata perché in questo momento i parchi giochi sono chiusi. So che può sembrare una forzatura, però se i bambini magari dal loro palazzo, dalla loro casa vedono degli altri bambini che giocano al parco giochi, sono invogliati ad uscire. Per cui la mamma è stata richiamata, ovviamente ci ha mostrato anche un guinzaglio perché era col cagnolino e le è stato detto che la passeggiata entro i 200 metri si può fare, però i figli non devono assolutamente, i ragazzi non devono utilizzare le giostrine pubbliche. So che può sembrare un controsenso perché io penso sempre che queste nostre dichiarazioni di sindaci, se vengono estrapolate e pubblicate, che ne so, fra 10 anni, sembreranno delle demenzialità, sembreranno delle cose assurde, però in realtà sono importantissime in questa fase perché anche l'atteggiamento dei bambini bisogna fare in modo che sia guidato, perché non è per proibire loro di stare al sole o di stare al parco giochi, ma perché è quanto mai fondamentale un regime che rispetti la normativa per evitare la diffusione del virus. Peraltro vediamo che alcuni risultati stanno avvenendo, anche se da un punto di vista, diciamo, sanitario dovremmo abituarci a convivere anche con questa fenomenologia, soprattutto finché non verrà trovato un vaccino. Un'altra cosa interessante è che tutti i movimenti anti-vax che ad esempio avevamo a Montegrotto Terme improvvisamente hanno percepito che anche i vaccini possono avere un'utilità. E questo anche ad indicare che, come in tutte le cose, ci vogliono sempre delle mezze misure. Adesso percepiamo l'utilità dei vaccini, ma comunque vanno anche percepite tante perplessità che poi vengono sciolte come neve al sole di tanti cittadini che vedono magari fare 16 vaccini uno dietro l'altro al proprio figlio. Quindi, per arrivare a una sintesi del mio ragionamento, possiamo dire che in questo momento di costrizione si stanno riscoprendo anche tanti valori, tante priorità che prima o si davano per scontate o non si vedevano, che in realtà aiutano a vivere meglio. Certo.
A proposito di valori e tradizioni, qual è la situazione dei mercati all'aperto lì a Montegrotto? Ha visto la nuova ordinanza, insomma, prevede una restrizione molto forte, tanto che Padova ha deciso di sospenderli per il momento, questa era la notizia di stamattina. Avete questo problema anche da voi? Ma allora diciamo che la gestione dei mercati sicuramente per le grandi città è una gestione difficile. Noi comuni medio-piccoli riusciamo ad organizzarci meglio e porto l'esempio di Montegrotto. Noi abbiamo fondamentalmente 4 mercati settimanali. Uno al giovedì è quello principale che si svolge nella cosiddetta piazza mercato. Credo sia il mercato più grande della provincia di Padova dopo Prato della Valle. Di conseguenza, avendo pochissimi banchi, abbiamo deciso di tenerlo aperto. Ovviamente metteremo delle transenne per fare in modo che ci sia un ingresso e un'uscita. Chiameremo a responsabilità gli ambulanti che comunque anche in questi giorni si sono dimostrati collaborativi e molto responsabili, e metteremo un servizio di guardiania. Mentre per quanto riguarda i mercatini a chilometro zero, diciamo quelli gestiti dalla Coldiretti, quello del martedì viene garantito e si occuperà la Coldiretti sia di garantire il flusso che di garantire la guardiania, mentre i 2 mercatini più periferici, parlo di quello di Turri e di quello della località di Mezzavia, quelli vengono sospesi perché diciamo non sono nelle condizioni di rispettare la normativa. Quindi in sintesi il mercato principale di Montegrotto, quello del giovedì, si continuerà a fare, idem quello del martedì. Ovviamente capisco le difficoltà dei grossi comuni perché abbiamo visto le foto sull'Ansa dove c'è stata tutta quella diatriba, ma sono foto fatte col grandangolo, prese dall'alto, prese dal basso. In realtà è un attimo creare aggregazione, è un attimo e può sfuggire anche a chi fa i controlli, quindi parto da un presupposto che non ci sia malafede di nessuno, però appunto mentre nel piccolo queste cose si riescono a gestire in maniera certosina, mettendo anche dei volontari che controllino e che nel caso chiamino la polizia locale o mettendo la polizia locale stessa, credo che in un comune grande come Padova o altre realtà del Veneto, so che anche Treviso li chiuderà, questo è più difficile, quindi io mi auguro che i cittadini capiscano anche questa situazione di diversità tra il grande e il piccolo e non creino magari polemiche a dei sindaci che magari sono in prima linea su tanti altri aspetti, però sui mercati fanno fatica proprio a effettuare i controlli. Ricordiamo infatti che i sindaci, noi lo diciamo sempre a tutti i sindaci che abbiamo ospiti virtuali qui in studio, siete il collo di bottiglia fra le esigenze di una popolazione ogni giorno più stanca di essere sottoposta a queste limitazioni che sono indispensabili per superare l'emergenza, ogni giorno più in ansia, e quelle che sono le esigenze sanitarie invece imposte dalla Regione, dallo Stato, insomma la situazione per voi non è facile, però vediamo che ve la state cavando egregiamente. A questo punto noi ringraziamo il sindaco di Montegrotto, Riccardo Mortandello, per essere stato qui con noi. Speriamo che si possa risolvere questa situazione riguardo agli introiti delle multe, speriamo che Montegrotto possa continuare col suo progetto per aiutare i cittadini, e se ci saranno altre notizie, novità, iniziative anche di questo tipo da parte del suo comune, siamo sempre a disposizione. Grazie Ferdinando, ne approfitto per salutare tutti i telespettatori e posso dire a Ferdinando e a tutta la redazione che il vostro momento di informazione è anche molto gradito da tantissimi cittadini di Montegrotto che nell'attesa di uscire passano tanto tempo davanti alla televisione, e quindi complimenti perché fate anche un'informazione precisa, puntuale e corretta che al giorno d'oggi non guasta. Vi saluto e vi auguro una buona trasmissione. Grazie, ringraziamo anche per i complimenti il sindaco di Montegrotto, insomma fa sempre piacere avere la conferma che quello che si fa lo si fa nel modo se non migliore, ma almeno si tenta di farlo nel modo migliore possibile. Ogni tanto arrivano delle piccole soddisfazioni, noi ringraziamo il sindaco e i cittadini. Adesso andiamo a vedere sono arrivate al cimitero maggiore di Vicenza, dicevamo, le ultime salme provenienti da Bergamo saranno cremate a Vicenza, ed è un aiuto che la città ha deciso di offrire per esprimere la solidarietà a chi è davvero molto più in difficoltà rispetto al Veneto. La solidarietà che è giusto che ci sia per tentare di risolvere i problemi, speriamo di
di non dover intervenire ancora. Vi hanno fatto già delle richieste più avanti, magari di altre disponibilità? No, per ora no, perché vanno anche loro, come diciamo, navigano a vista. Che capacità ricettiva ha il cimitero di Vicenza? Beh, come numeri poi dipende anche dalle mortalità che abbiamo qua, perciò per ora diciamo che le teoriche 20 salme non abbiamo problemi a riceverle. Erano attese le ultime salme provenienti da Bergamo. Verranno cremate tutte insieme qui nei prossimi giorni per riconsegnarne le ceneri a ciascuno dei familiari rimasti necessariamente lontani. Una sofferenza che si aggiunge a sofferenza. La sofferenza è grande anche perché sembra di mancare verso la persona defunta, non dando tutto quello che si vorrebbe dare in momenti così come sono la sepoltura. Facciamo una breve pausa, poi torniamo qui.